Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi il nostro gradito ospite è il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Udine, il dottor Roberto Calvani. Grazie per essere con noi, dottor Calvani. Grazie a voi. Facciamo un'analisi della situazione sotto le feste di Natale, anche per fare così un bilancio di quello, dei risultati del bonus per il sostegno psicologico. Sì. Mi pare che si sia già superato il tetto, in sostanza, i fondi a disposizione, usufruiti tutti? Sì, le richieste sono state parecchie. C'è stata una ottima adesione dei colleghi che lavorano a tariffe calmierate e è stato utilizzato appunto il bonus messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia siamo a circa 1200 famiglie che potranno usufruire dell'aiuto psicologico e anche a livello nazionale con lo stanziamento anche dell'ultimo governo di altri 15 milioni che si sommano ai 10 del governo precedente, insomma abbiamo 25 milioni a disposizione per aiutare le famiglie e i ragazzi in questo difficile momento. Ecco, tra l'altro un numero abbastanza importante di famiglie che hanno dovuto ricorrere praticamente all'aiuto, al sostegno. Sì, questo significa che c'è tanto bisogno, che si sta superando lo stigma dell'andare dallo psicologo, per cui non c'è più questa paura dell'essere malati o dell'essere etichettati in qualche modo, per cui i ragazzi e le famiglie chiedono e laddove lo Stato, le istituzioni mettono a disposizione delle risorse, credo che sia una buona cosa proprio in questo momento serio di crisi. Perché se vogliamo appunto il problema, il disagio, un disagio di questo tipo è come qualsiasi altra patologia. Come si va dal medico di base, certo. Magari andare a fare una chiacchierata dallo psicologo quando ci sono magari dei segnali che inducono a far pensare che sta per nascere un qualcosa di magari più pesante, più difficile da controllare. Insomma, è sempre meglio andare prima, ecco, sì, prevenire. Certo, perché non si tratta di affrontare delle vere e proprie patologie, per fortuna, laddove appunto alle volte ci sono, ma dei momenti di difficoltà che, come avevamo detto ancora un paio d'anni fa, di questa onda lunga di crisi, di difficoltà che interviene nei giovani. Significa mettere un po'... Sì, voi l'avevate anticipato, comunque avevate messo proprio in sarebbe durata a previsione. lunga. I ragazzi dicono ci avete rubato 2 anni, ci hanno rubato 2 anni. E in questi 2 anni significa socialità persa, significa amicizie, significa che la socialità primaria viene spostata sui media e questo ci preoccupa molto. Il fatto che non ci siano state, e dobbiamo ricominciare in una fase critica come quella dell'adolescenza, a instaurare rapporti, a fare liti, a costruire amori online, con tutti i pericoli e le conseguenze che possono esserci. I ragazzi hanno bisogno di relazione. E con i disagi più importanti che le vengono segnalati, le problematiche, arrivano da parte degli stessi appunto giovani, sono le famiglie preoccupate, che cosa succede? Vengono intercettati a scuola? Sì, sicuramente vengono intercettati a scuola, ma anche le famiglie esprimono la preoccupazione perché c'è una sorta di abitudine all'isolamento, alla chiusura, i ragazzi a stare con il telefono in mano, con i computer, con il tablet, anziché andare a ricercare, ci si abitua, soprattutto poi in un periodo anche questo invernale, diciamo. Infatti. C'è la tendenza a chiudersi anziché ad aprirsi. Dobbiamo invece riportare i ragazzi e i giovani ad occupare spazi, noi diciamo che diventino luoghi di relazione, laddove un po' è venuta a mancare
la parrocchia, gli altri luoghi di socializzazione, le società sportive che sono in difficoltà anche loro per altri motivi. Ecco, trovare degli spazi dove i ragazzi possano sperimentare la relazione, che è il bene primario che hanno. E in questo periodo, no, ci si avvicina alle festività natalizie, è aumentata in questi ultimi giorni la richiesta? Perché mi pare di aver capito che lei si è subissato, soprattutto in questo periodo, no? Sì, c'è la paura di che cosa? Di non arrivare per tempo? Cosa succede? Ma sono aumentati proprio, neanche all'inizio della pandemia, ma dopo la fine, sono aumentati i disturbi d'ansia, sono aumentati i disturbi di alimentazione, c'è la paura di un'incognita, di che cosa mi aspetta tra 2 mesi, tra 3 mesi in questa crisi permanente, no? È stata chiamata permacrisi, una crisi che è permanente su situazioni di emergenze variabili, ora è la guerra, ora è il caro vita, ora è l'energia, ora è il virus, torna fuori, non torna fuori. E per cui l'orizzonte non è un orizzonte sereno, con una meta da raggiungere, si vive un po' di più alla giornata ad affrontare le emergenze di ogni giorno, questo crea disagi. Quindi questo capita negli adulti e figuriamoci come si ripercuote sui ragazzi. Non vedono prospettive sane, prospettive sicure. Abbiamo un grossissimo aumento di disturbi dell'alimentazione, ma anche non patologie, però disturbi del sonno, ragazzi che non dormono, hanno gli orari ancora sballati, situazioni di attacchi di panico, apparentemente immotivati, che appunto con un aiuto possiamo in qualche modo fronteggiare. Ecco, come fate? Perché appunto gli psicologi chiaramente non somministrano farmaci e quindi ascoltano, danno delle indicazioni, aiutano con la parola, ma anche con dei semplici gesti che possono essere, no, che possono diventare rutinari, può aiutare tutto. Se preso chiaramente tutto ancora agli inizi. In tempo, certo, bisogna riprendere abitudini sane, abitudini ripetute, scansionando la giornata in un certo modo, facendo progetti soprattutto, senza la paura che non li faccio perché tanto andrà tutto a finire male, è tutto un catafascio. È vero, perché pensando che adesso si vive alla giornata, non faccio programmi per domani perché tanto domani chissà che cosa succede. Questo non va bene. Questo non va bene, per cui sicuramente... Però quando uno vede che salta, un giorno salta una cosa, un altro giorno per un altro motivo salta un'altra, è chiaro che comincia un attimo a filare. Dobbiamo essere noi adulti invece a essere fiduciosi, neanche speranzosi, ma fiduciosi che se va bene uno, anche all'interno di un momento di crisi magari dopo 10 tentativi bisogna forse andare avanti, però quindi bisogna continuare. Dobbiamo comunque avere una meta da raggiungere, anche se la raggiungiamo con fatica, perché questo è l'esempio che noi possiamo dare ai ragazzi e ai giovani che devono crescere. Assolutamente. Soprattutto lei ha individuato un'età particolare in cui il disagio è maggiormente frequente? Sì, noi li riscontriamo tra i 15 e i 18 anni, nella fascia tarda adolescenza, perché c'è una maggior consapevolezza, c'è una maggiore ricerca dell'autonomia personale che si scontra poi con i modelli della famiglia, dei genitori, per cui un senso critico che alle volte va guidato, perché alle volte le critiche sono mal direzionate e in questa fase qui gli adolescenti parlano, chiedono, vogliono, però stanno portando avanti anche delle cose positive. C'era pochi giorni fa la giornata sui diritti, i ragazzi sono scesi sulle strade, io trovo positivo questo, forse perché ai miei tempi facevamo un po'. Perché c'è secondo lei un risveglio? C'è un risveglio e una voglia di chiedere alla società che gli venga in aiuto.
parliamo anche dell'ecologia, della salute, di ambienti sani. I ragazzi stanno chiedendo questo, e questo è un segno positivo. Nella maggior parte dei ragazzi vediamo anche chi porta avanti delle idee buone. Senta, siamo ormai in chiusura. In 40 secondi, un suggerimento a tutti in un momento di sconforto. Cosa si può fare? Pensare che è temporaneo? No, pensare che abbiamo tutte le risorse che ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi, partire da questo presupposto, anche nelle situazioni di difficoltà, e dare un esempio a chi è più debole, più fragile di noi, che può essere il compagno, può essere la mamma, l'adulto, l'anziano, o il ragazzo, i bambini, dare l'esempio, chi le risorse le ha, che possiamo raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Grazie dottor Roberto Calvani, che ricordiamo essere presidente dell'Ordine degli Psicologi di Udine. Grazie per essere stato con noi, anche a lei auguri di buon Natale, e noi ci vediamo nella prossima puntata della rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.